Buongiorno amici, guardate qui, mi trovo in Germania, questo è per i politici italiani, i Gambut. Qui c'è la raccolta differenziata, ogni bottiglia 25 centesimi. Controlla, guarda il display. La faccia italiana, i Gambut. Guarda, guarda, e si viene controllato tutto, non come da noi a Napoli o in Italia che facciamo la raccolta differenziata e viene mischiato tutto. Guarda, questo non lo vuole prendere? Già siamo a 2 euro con 8 bottiglie, fai quello che vuoi, ti mangi un panino, ti bevi una birra, quello che vuoi quello fai. Guarda, qui ci sono le persone che fanno la spesa, guarda un attimo come sono belli i tedeschi, tutti ordinati, guarda, questo è un bustone che ho raccolto da quando sto qua, 10 giorni di ferie. Vedi, controlla il display, caro amico, controlla. 13 bottiglie, 3,25. Guarda, vedi? Guarda, fai vedere questo video a tutto il mondo. Vedi? Guarda, guarda le persone come ridono intorno, perché se ne accorgono che per noi è una novità. Vedi? Caro amico, siamo già a 5,50 euro, 5,75 euro, che vuoi un bel panino dopo? Te lo offre la Germania, vedi? Guarda, Powerade, Coca-Cola, tutto questo non lo vuole prendere? Vediamo questa, guarda. Tutto in continuazione, tutto in automatico. Italiani, datevelo su, guarda, vedi? Guarda, controlla, piano piano, vedi? Guarda. Dobbiamo far vedere in Italia questo video, come stanno arretrati i 30 anni dei tedeschi, saranno pure freddi, ma erano il cicciolo di luglio. Guarda, controlla il display amico caro, guarda, 11,25 euro, 11,50 euro. Controlla, amico, controlla, forse riusciremo a fare un conto pari, questo non la vuole? Vieni così, questo la ricacci fuori? Come mai non la prendi? Non la vuole questo, come mai? Il codice a barre, per il codice a barre. Sherry, togliamo pure il codice a barra, abbiamo finito? Questo non la prende la Powerade, fammi controllare. Come no? Guarda. Ah, vieni amico, vieni. 12,25 euro. Va bene? Arrivederci.